Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Sesso in cambio di protezione, arrestati 2 carabinieri e un poliziotto in provincia di Siracusa. Avrebbero chiesto e ottenuto favori sessuali da una donna. Rogo doloso a Gela, fuoco ristorante e pizzeria. Le forze dell'ordine parlano di un'azione pianificata. 9 auto incendiate in pochi mesi, trovato il responsabile che seminava il terrore a Gela. Auto danneggiate, minacce scippi, il centro storico di Catania, ostaggio dell'illegalità. La favorita del futuro, un parco multifunzionale che abbraccia Palermo, pronto il nuovo progetto del comune, al via i primi interventi per 10 milioni. Il mito di Dioniso rivive al Teatro Greco-Romano di Catania, estasi e furia con le Baccanti di Euripide per la regia di Daniele Salvo. Calcio in settimana l'incontro fra Grelle e Toscano, ottimismo per la permanenza del tecnico al Catania. Pallanuoto, assalto scudetto per l'Orizzonte che punta al titolo di campionesse d'Italia. Nel basket Trapani comincia nel weekend la serie di semifinale. Sesso in cambio di favori, in manette 2 carabinieri e un poliziotto in provincia di Siracusa. I dettagli nel servizio di Francesco Aloi. La divisa usata per uno scopo, il sesso, è quello che secondo chi indaga avrebbero fatto 2 carabinieri ed un poliziotto nel siracusano. Le indagini sono partite qualche mese fa, a gennaio, quando una donna è andata in un commissariato della provincia per una querela legata ad altro. In quell'occasione ha accusato i 3. Secondo la donna avrebbero richiesto e ottenuto prestazioni sessuali con una promessa, ricevere favori ed un occhio particolare per una vicenda giudiziaria legata a rapporti di vicinato. Così si sono subito accesi i riflettori con la supervisione della procura e le indagini condotte dalla squadra mobile e dal nucleo investigativo dei carabinieri. I 3 adesso non indossano la divisa, sono stati arrestati e sospesi in attesa del processo. Andiamo adesso a Gela dove c'è stato un incendio di chiara matrice dolosa, distrutto dalle fiamme un ristorante e pizzeria. Geri Italia. Gela ancora fiamme. Nella notte intorno alle 2:45 la pizzeria Treppì nella contrada balneare di Roccazzella è stata colpita da un incendio. Le fiamme partite dall'area esterna del locale hanno distrutto gazebo, ombrelloni e tavoli. Il rogo ha poi raggiunto una delle sale interne danneggiandola parzialmente. Illesa fortunatamente la zona bar. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi proprietari che abitano al piano superiore. Svegliati dai sensori hanno tentato di domare il fuoco con un estintore in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco che hanno evitato danni ancora più gravi. Secondo i rilievi tecnici si tratta di un incendio doloso, una tanica è stata rinvenuta tra le macerie, serviva per cospargere benzina attorno alla struttura. I responsabili si sarebbero introdotti dal lato della statale 115 scavalcando la recinzione. Le telecamere del locale erano spente per via di lavori in corso. Sull'insegna esterna i segni evidenti del passaggio dei malviventi. Solidarietà è stata espressa da Confcommercio Ascom Gela che parla di un atto preoccupante e che chiede un intervento deciso delle istituzioni per garantire sicurezza agli operatori economici del territorio. Le forze dell'ordine indagano sull'accaduto. I carabinieri intervenuti sul posto starebbero acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza degli edifici vicini. L'episodio purtroppo si inserisce in un contesto che spesso ha già fatto registrare altri atti intimidatori ai danni di attività commerciali in città. Restiamo ancora a Gela, ancora a parlare di incendio, in questo caso di 9 auto date alle fiamme in pochi mesi. Il responsabile è stato individuato ed arrestato. Ancora a Gera Italia. Per mesi ha seminato paura tra le strade di Gela. 9 auto incendiate in poco più di 4 mesi, una sequenza inquietante che ha spesso sfiorato la tragedia, come nella notte di Santo Stefano del 2024, quando in via Generale Cascino 5 auto andarono in fiamme e l'incendio lambì un palazzo di 5 piani, a pochi metri un distributore di benzina. O ancora nel marzo del 2025, 4 le auto bruciate in quartieri diversi, anche in quel caso le fiamme minacciarono le abitazioni, con le scene di panico tra i residenti. Ora per quei roghi c'è un nome e un volto, il presunto responsabile Salvatore Genzabella,
Gianbella, 38 anni, è stato raggiunto da una misura cautelare. L'uomo, affetto da disturbi psichici e domiciliari, controllato da un braccialetto elettronico in una struttura REMS. È un soggetto che ha dei profili di patologie mentali, ma non per questo meno pericoloso. È un soggetto pericoloso socialmente per sé e per gli altri, che ha una facilità incredibile nel maneggiare liquidi infiammabili. Sto parlando di soggetti che hanno un profilo di pericolosità per sé e per gli altri particolarmente elevati. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Naletta, sono state il frutto della stretta collaborazione tra carabinieri e polizia. Decisive le telecamere di videosorveglianza. Secondo gli inquirenti, Genzabella agiva per futili motivi, uno sguardo di troppo, un saluto mancato, in alcuni casi avrebbe anche inviato lettere minatorie alle vittime. È emerso un profilo disturbato ma lucido nella pianificazione, cambiava abiti più volte prima di colpire. Un precedente simile nel 2022 nei pressi della parrocchia di San Domenico Savio è ora al vaglio degli inquirenti insieme ad altri episodi analoghi. Un'indagine che mette fine a mesi di tensione ma che riapre il dibattito sulla necessità di prevenzione e assistenza per chi pur malato può diventare pericoloso. Blitz antidroga a Trapani, i carabinieri hanno arrestato un minorenne che gestiva un market per lo spaccio. Laura Spanò. Deteneva 100 grammi di crack e cocaina in un appartamento trasformato in un vero e proprio bunker della droga. Un minorenne di Trapani è stato arrestato dai carabinieri nel corso di un blitz in un alloggio popolare del rione Sant'Alberto occupato abusivamente. A rendere complessa l'operazione la presenza di grate alle porte e alle finestre, oltre a un sistema di videosorveglianza che monitorava gli accessi all'edificio. Quando i militari sono riusciti a entrare nell'abitazione per la perquisizione è stata trovata la droga destinata allo spaccio, un bilancino di precisione e poi anche una somma in contanti. Il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed ora è stato trasferito in una comunità per minori. Si tratta dell'ennesima operazione da gennaio a oggi a Trapani effettuata dai carabinieri del capoluogo per frenare lo spaccio di droga, soprattutto cocaina, il cui flusso non si arresta ma anzi continua ad aumentare vertiginosamente. Si calcola che da gennaio a oggi a Trapani sia stata complessivamente sequestrata cocaina che immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 3 milioni di euro. Le indagini proseguono per stabilire le fonti di approvvigionamento. Torniamo a Catania, dove il centro storico è ostaggio dell'illegalità, non si contano i danneggiamenti di auto, le minacce e gli scippi. Sentiamo Tonino De Mano. Io non lo aggiusto più perché questa è la quinta volta nell'arco di un anno che mi arrecano un danno del genere. 5 finestrini rotti in un anno, per giunta, sulle strisce blu. Se non è record, poco ci manca. L'automobilista che vedete si sfoga ai nostri microfoni, non sa più a chi rivolgersi. Per l'ennesima volta ha subito un danneggiamento con l'auto in sosta sulle strisce blu. Già, strisce blu, gestite sulla carta da AMTS ed in mano ad extracomunitari, appostati a delle macchinette eroga biglietti, dove avviene il primo approccio con tanto di richiesta e fantomatico supporto. Vi lasciamo immaginare il seguito. Se non paghi scattano le ritorsioni con auto rigate e vetri in frantumi, e qualcuno nel parcheggio non presidiato di via Sturzo ha segnalato anche minacce ed aggressioni. Doveva essere una zona commerciale di Catania e in realtà è diventata soltanto una sorta di Bronx. La sera è ancora peggio perché obiettivamente abbiamo soltanto drogati, nulla levando con le persone di colore, ma comunque siamo pieni, che oltretutto non avendo a che fare bighellonando dalla mattina alla sera non fanno altro che bere. È pessa totale, si rompono i vetri delle macchine, si fanno i scippi. La sera si vede la polizia? No, completamente. Non solo danneggiamenti, sulle strisce blu si assiste all'ennesimo paradosso catanese. Gli stalli, pochi ed introvabili nelle ore di punta, sono addirittura occupati da montagne di spazzatura, con ulteriore danno economico per la ditta che li gestisce, AMTS. Corso Sicilia è una pattumiera a cielo aperto, dove ogni angolo è buono per scaricare ogni cosa e lanciare ogni cosa, come questa borsa, lasciata a terra dopo l'immancabile scippo. E dopo tanto degrado e illegalità andiamo a vedere come cambierà il volto della Favorita, il polmone verde di Palermo, con Marco Gullà. Una nuova Favorita, un parco stile Central Park che sia multifunzionale, idoneo alle esigenze dei cittadini. Dopo un anno di studio e di lavoro è pronto il piano di fattibilità del Comune di Palermo per la rigenerazione del Parco della Favorita. Il polmone verde della città, 300 ettari dove si intrecciano natura, storia, arte e cultura, si prepara a diventare un parco di ultima generazione.
è nato un prodotto progettuale che sarà appunto finanziato per i primi 10 milioni su dotazioni economiche già esistenti, le altre saranno trovate evidentemente nella programmazione successiva. Per far sì che questo parco, che è in qualche modo la grande intuizione del progetto che è stato realizzato, diventi un quartiere vegetale, il 26esimo quartiere della città, cioè un luogo dove passare la giornata godendo della bellezza ecologica della natura, ma anche di alcuni luoghi dove si potrà lavorare, ci saranno aree di coworking, si potrà fare attività sportiva e anche la mobilità sarà rivoluzionata per poter consentire di utilizzarlo in sicurezza. I primi interventi per la favorita del futuro inizieranno a breve. Un aggettivo, finalmente uno spazio favorito, no? Con tutta l'attenzione che merita e le grandi potenzialità che ha per la città. Qualcuno ha scritto che la favorita è come una specie di compendio, di riassunto della Sicilia, c'è tutto. Nello scandalo dei referti istologici in ritardo all'ASP di Trapani ci sono altre responsabilità ancora da individuare, le dure accuse del parlamentare Giorgio Mulè. Maglio Viola. Le dimissioni di Ferdinando Croce da manager dell'ASP di Trapani non bastano. Ci sono altre responsabilità da individuare e bisogna farlo senza guardare in faccia nessuno. Ne è convinto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, forzista, il primo a fare scoppiare lo scandalo dei referti istologici in ritardo a livello nazionale. Mulè intravede responsabilità ulteriori a tutti i livelli, sia fra i sottoposti al manager sospeso e poi dimissionario, che a livello dei controlli regionali. E poco importa il colore politico dell'assessore o del dirigente generale, ha detto Mulè, ospite della trasmissione Il Punto. Che siano di Forza Italia non me ne impipa assolutamente, non mi importa. Non è perché se sono di Forza Italia sono esenti da responsabilità o da conseguenze. Se hanno sbagliato devono pagare. Ma c'è il principio di responsabilità che deve essere sopra ogni amministratore pubblico, me compreso. Se io sbaglio, io pago e se mi devo dimettere, mi dimetto. Dopodiché non ha importanza. Quando si parla di salute, di vita delle persone, non può entrare in campo l'appartenenza politica. Anche questa vicenda potrebbe fare parte del dossier Sicilia che Mulè porterà giovedì in segreteria nazionale di Forza Italia, anche se in quella occasione si parlerà soprattutto di questioni interne al partito, che riguardano però anche le nomine degli assessori alla sanità e all'economia. Il gruppo di Forza Italia all'Ars, mai coinvolto nelle nomine, ha però già preso le distanze dalle posizioni assunte da Mulè. Uno sciopero della fame per Gaza anche in Sicilia. I sindaci hanno dato via al digiuno ad una raccolta firme per chiedere la fine delle violenze in Medio Oriente. Veronica Barbarino. Stamattina ho iniziato lo sciopero della fame per sensibilizzare i miei concittadini, le giovani generazioni, per dire basta a questo genocidio a Gaza. Sono le parole di Mario Cutello, sindaco di Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, che aderisce allo sciopero della fame per Gaza. Parte infatti dal basso, dagli enti locali, il desiderio di unità intorno all'immane sofferenza del popolo palestinese. Dal sud al nord Italia, mentre i cittadini sono scesi in piazza, qui vediamo il partecipato corteo ieri a Catania, diversi sindaci, presidenti e consiglieri comunali, oggi aderendo alla proposta del Movimento Europeo di Azione Non Violenta, hanno iniziato a digiunare per chiedere al Presidente della Repubblica la fine delle violenze contro tutti i civili in Medio Oriente. Raccoglierò delle firme assieme ad altri colleghi sindaci, a partire dal sindaco di Castelbuono, Mario Cicero, al Presidente Proietti, Presidente della Regione Umbria, per arrivare forte una voce al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per condizionare le politiche dello Stato italiano. Non è possibile che noi da tempo siamo alleati storici di Israele, non riusciamo attraverso la nostra azione sostanziale a bloccare questo genocidio. Uno sciopero della fame ad oltranza, o almeno fino a quando non verrà raccolto un cospicuo numero di firme su un registro presto online. In Sicilia, ad ora in prima linea, oltre ai comuni di Castelbuono e Chiaramonte Gulfi, anche Mazzara del Vallo, Polizzi Generosa, Castel di Lucio, Ganci e Isnello. L'iniziativa si unisce all'accorato appello di Papa Leone XIV a consentire l'ingresso di dignitosi aiuti umanitari e a porre fine alle ostilità, il cui prezzo straziante è pagato dai bambini, dagli anziani, dalle persone malate.
Sono riaperti dalle 7 i seggi nei 9 comuni siciliani attualmente commissariati, dove si rinnovano le amministrazioni. Le urne si chiuderanno alle 15, subito dopo comincerà lo spoglio. Si vota fra l'altro a Montemaggiore, a Belsito e Prizzi, a Favignana, in provincia di Catania, a Castiglione di Sicilia, a Radusa e Ramacca. A Ramacca i seggi saranno assegnati con il sistema proporzionale perché gli abitanti sono più di 15.000. In tutti gli altri si voterà con il maggioritario. Alla chiusura dei seggi, ieri alle 23, aveva votato il 46,36% degli elettori, in calo rispetto alle amministrazioni precedenti. La Sicilia non è un paese per giovani, ma neanche per vecchi. Il Sole 24 Ore ha raccolto i dati relativi alla qualità della vita per fasce d'età. Il quadro della situazione è particolarmente svantaggiato in Sicilia. Le classifiche misurano per giovani e anziani i servizi a loro rivolti e le loro condizioni di vita e di salute. Su 107 province, quella di Trapani è all'ultimo posto per servizi dedicati agli anziani. Pessima anche il quadro per i servizi dell'infanzia. Messina al 92esimo posto, peggio fanno Siracusa, Catania e Palermo 103esima. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità, torniamo dopo per parlare fra l'altro di un nuovo centro per la formazione degli addetti al servizio spegnimento incendi. Trapani diventa centro di formazione per il personale addetto allo spegnimento di incendi boschivi. Sentiamo Laura Spanò. Il comando dei Vigili del Fuoco di Trapani diventa polo di addestramento per i direttori delle operazioni di spegnimento della Sicilia, una vera e propria scuola di formazione. Un'opportunità per formare Con il video andiamo avanti, siamo agli spettacoli. Sui resti del teatro greco-romano di Catania rivivono le tragedie greche, Medea di Seneca e le Baccanti di Euripide. In prima ieri sera i miti del passato, in scena fino a giovedì per la regia di Daniele Salvo. Sentiamo il servizio di Desiree Ferlito. Sulle rovine del passato irrompe Dioniso, dio dell'ebbrezza, della follia, del disordine, dei misteri e anche, con le sue maschere, del teatro. Le sue seguaci, le Baccanti appunto, lo guardano estasiate, trasformarsi presso in erinni assetate di sangue. E crudele il finale della tragedia di Euripide nella trasposizione del regista Daniele Salvo, che unisce la forza evocativa dei testi classici alla suggestione di uno spazio carico di storia. Questo è un luogo unico che noi stiamo cercando di valorizzare attraverso questi spettacoli, perché qui al Teatro Greco-Romano di Catania si fondono diverse epoche, cioè abbiamo l'epoca romana, l'epoca greca, il Medioevo, il Rinascimento. Onoriamo questo luogo con la tragedia che più di tutte onora il teatro. La rassegna Menanos, come il fiume che scorre sotto il palco, conferma il ruolo centrale del Teatro Greco-Romano di Catania nella promozione della cultura e della memoria. Una produzione, Michele Di Dio, promossa dal Parco Archeologico di Catania e della Valle dell'Aci. Fino al 29 maggio in scena anche Medea, che porterà sul palco una delle figure più complesse della tragedia antica. E vediamo se siamo in grado adesso di vedere il servizio sul centro per la formazione del personale dei Vigili del Fuoco. Il comando dei Vigili del Fuoco di Trapani diventa polo di addestramento per i direttori delle operazioni di spegnimento della Sicilia, una vera e propria scuola di formazione. Un'opportunità per formare una figura molto qualificata che sarebbe il direttore delle operazioni di spegnimento, che è quella figura che coordina gli incendi boschivi, l'intervento degli incendi boschivi in caso di impiego di aeromobile, quindi alla fissa oppure alla rotante. Perché la scelta di Trapani? Trapani ha le caratteristiche logistiche, gli spazi ed ha anche il know-how con dei formatori ed è stato individuato dal direttore regionale come un polo inizialmente regionale che poi può appunto garantire questa attività formativa. L'addestramento avverrà in un'aula dove è presente un simulatore DOS dotato di apparecchiature necessarie con integrazione della realtà virtuale mediante l'uso di visori di ultima generazione che consentono di realizzare una simulazione immersiva in scenari di incendio boschivo. Ma intanto la Sicilia si prepara alla stagione estiva. Sul territorio avremo 17 squadre A e B.
Ogni squadra andrà a potenziare il dispositivo di soccorso di ogni comando provinciale, una squadra in aggiunta rispetto all'anno scorso ad Agrigento, capitale della cultura 2025. Coinvolti nel progetto Demanio regionale, aeronautica militare e mezzi aerei in dotazione. Su Trapani abbiamo il potenziamento del dispositivo di soccorso con 4 squadre in assetto AIB, cioè utilizzate per l'antincendio boschivo, delle quali una sarà presente in centrale, una nel presidio rurale di Custonaci, una sarà confermata anche quest'anno su Favignana e un'altra squadra aggiuntiva su Pantelleria. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo dopo con la pagina sportiva per parlare di calcio con l'incontro atteso Grella-Toscano, ma anche di pallanuoto e basket. E siamo al calcio, in settimana l'incontro fra Grella e Toscano, ottimismo per la permanenza del tecnico al Catania. Sentiamo Marco Carli. Si terrà in settimana, più probabilmente nella metà della settimana, l'incontro fra Grella e Toscano. Come detto, in questi giorni le sensazioni sono positive. La volontà della dirigenza e del tecnico è quella di portare avanti il progetto insieme e a meno di cambiamenti repentini dovrebbe essere confermata questa intenzione anche nel prossimo incontro. L'idea è quella di essere competitivi senza stravolgimenti, perché ciò che è successo da marzo in poi in casa rossazzurra e anche nei playoff con il passaggio dei primi 2 turni e l'eliminazione dopo aver vinto a Pescara contro una squadra che in semifinale si è imposta 4-1 a Cerignola, dà l'idea al club di avere un'ossatura su cui lavorare, ed è probabile che, date le premesse nell'incontro, si parli anche di questo qualora Toscano, come sembrerebbe appunto, rinnovi la sua volontà di guidare ancora il Catania. A proposito di ruoli, risulta privo di fondamento l'interesse del Modena per il DS Faggiano. Sul mercato, a parte i rientri di Cianci e Cicerelli che dipendono dal destino della Ternana, se i rossoverdi andassero in B, Cianci e Cicerelli resterebbero in Umbria. In caso contrario, sicuro il ritorno di Cicerelli, non c'è opzione, mentre per Cianci esiste, a favore dei rossoverdi, la possibilità di esercitarla entro il 14 giugno. Si parla anche di un possibile ritorno di Rocca. Di certo per il resto si cercheranno 1 o 2 rinforzi in mediana, interventi sugli esterni e in attacco. In difesa serve soprattutto un'alternativa per Di Gennaro. Le eccellenze siciliane nella pallanuoto e nel basket vanno incontro in questi giorni a impegni decisivi. Match point scudetto. Dopo il dominio in gara 1 della finale con la SIS Roma, 13-6 il punteggio, l'equipe Orizzonte vola nella capitale per gara 2. Nel caso di successo sarebbe il 25esimo titolo italiano, il 6º consecutivo, considerando che nel 2020 lo scudetto non è stato assegnato per via del Covid. La squadra del presidente Di Mario, ancora splendida protagonista in vasca, suo un gol nella gara 1, ha costruito il successo con la concentrazione e con l'esperienza di chi ha giocato e vinto finali a profusione. Stiamo parlando di un club titolatissimo. Martina Miceli, l'allenatrice e altra colonna storica della pallanuoto femminile italiana, ha fatto i complimenti alle sue ragazze per lo spirito con cui hanno affrontato la gara, come se si fosse sempre sullo 0-0. Parole di Miceli, che ha apprezzato soprattutto il lavoro difensivo. Ma, ha ripetuto, a Roma non sarà facile. Le capitoline, che inseguono il loro primo titolo, hanno battuto le Etnee nella finale di Coppa Italia e in campionato hanno comunque tenuto testa alla squadra catanese, chiudendo al 2° posto la stagione regolare. In caso di successo romano, gara 3 è in programma a Catania sabato. Da una finale a una semifinale passiamo al basket con la Trapani Shark che attende la Leonessa Brescia nei playoff scudetto. I trapanesi ai quarti hanno avuto la meglio sul Reggio Emilia in 3 match, mentre Brescia in 4 partite ha sconfitto Trieste. Primi 2 appuntamenti di semifinale al meglio delle 5 partite al Pala Shark, venerdì e domenica, con inizio alle 20:45. Finisce qui questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso a Focus Sport, a tutti una buona giornata.